Saranno 11 progetti di solidarietà finanziati dal distretto Lions 108 YB Sicilia, con i residui della Convention di Milano e con un contributo distrettuale per un importo complessivo di 50.000 euro, cui si aggiungeranno per i singoli progetti apporti dei soci del Lions Club. A Palermo, per la prima circoscrizione, è stato già autorizzato un intervento strutturale nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'Arnas civico, che ha in carico tutti i bambini e ragazzi affetti da leucemie e tumore solidi della Sicilia occidentale. Saranno fatte delle migliorie per i reparti di degenza e il Day Hospital. In provincia di Trapani, seconda circoscrizione, si realizzerà il progetto Un ospedale a misura di bambino, con la donazione di poltrone relax per i reparti di pediatria degli ospedali di Trapani, Marsala, Castelvetrano, da destinare ai familiari dei bambini in degenza. Anche a Catania, quinta circoscrizione Catania Centro, l'attenzione è per i più piccoli pazienti del centro Wonderland, struttura creata per i bambini affetti da gravi malattie oncologiche che, reinterpretando l'esperienza di Casa Oz, li accoglie in uno spazio ospitale attrezzato di laboratori e sale giochi, sito in via Filippo Paladino 9. È previsto altresì un allestimento di alloggi per i piccoli pazienti con l'intervento della LCIF. A Misterbianco, per la sesta circoscrizione, Catania Etnea Ionica, si realizzerà uno spazio espositivo con una mostra permanente sull'eruzione dell'Etna del 1669 all'interno del parco di Campanarazzu, adiacente alla Chiesa Madre. A Siracusa, settima circoscrizione, con il progetto Lotta antincendio boschivo con mezzi tecnologici, si forniranno ad associazioni di volontari esperti in antincendio sia droni di ultima generazione dotati di telecamere termiche ad alta definizione per rilevare dall'alto principi di incendi, che un carrello per il trasporto di una autopompa. In provincia di Ragusa, ottava circoscrizione, saranno realizzati 2 progetti. A Ragusa, presso il centro autismo dell'ASP, si attrezzerà una sala multisensoriale Snow Ezelen per il trattamento terapeutico e riabilitativo dei bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. A Modica, con il progetto Grani e Mani, sarà realizzato un laboratorio per l'uso delle tecniche di trasformazione delle farine presso la comunità alloggio delle suore carmelitane missionarie per istruire le ragazze minorenni ospiti ad acquisire un mestiere. Sono 4 le circoscrizioni che hanno scelto di donare un cane guida ad un non vedente. Si tratta delle 2 circoscrizioni della provincia di Messina, la terza area ionica e la quarta l'area tirrenica, della 9ª circoscrizione, che riunisce le province di Enna, Caltanissetta e Caltagirone. Il cane guida della 9ª circoscrizione è stato assegnato a un non vedente di San Giovanni Gemini, il cane guida della 10ª a una signora non vedente di Sciacca. I cani guida dell'area di Messina sono in corso di assegnazione.